Mi ha lasciata per un'altra, cosa devo fare? Ecco come riconquistarlo. Se in questo momento ti stai ripetendo continuamente, mi ha lasciata per un'altra, cosa devo fare? In questo articolo troverai la risposta che cerchi. Essere lasciate dal proprio uomo per un'altra donna è davvero un colpo terribile. Ti sono vicino, consapevole del brutto periodo che stai passando. L'autostima crolla, il mondo ti cade letteralmente addosso, la rabbia, l'ira e il sentimento di vendetta prendono il sopravvento. D'altra parte, lui è il tuo uomo. O almeno lo senti ancora come tale. Tu lo ami davvero, nonostante sia furiosa con lui per quello che ti ha fatto, e non ci pensi nemmeno un momento a lasciarlo andare. Il tuo desiderio è tornare con il tuo fidanzato o con tuo marito anche se lui sembra essere innamorato della nuova donna con la quale condivide il suo letto in questo momento? Bene, sei capitata nel posto giusto. In questo articolo troverai un mare di consigli e tecniche utili a superare questa fase difficile della tua vita e a ritrovare la forza per assestare il colpo vincente che ti permetterà di riconquistare il tuo uomo. Di solito, anche per coloro che possono considerarsi più assennate ed in grado di tenere il sangue freddo anche nelle situazioni complicate, in questi momenti si va fuori di testa. L'idea di essere state lasciate per un'altra donna scatena un moto di orgoglio misto ad ira, frustrazione e tanta voglia di vendicarsi. Probabilmente in questo momento non ti dispiacerebbe averli entrambi tra le mani, il tuo ex e la sua nuova donna, e strangolarli con tutte le tue forze. Molto più verosimilmente, da un lato vorresti chiamarlo e riempirlo di parole di odio e minacce, forse lo stai già facendo, e dall'altro lato stai sperando che lui rinsavisca, si accorga che la sua nuova donna non vale quanto te e decida di ritornare sui suoi passi. Mi dispiace, ma questo molto difficilmente accadrà in modo spontaneo. Il motivo risiede nella psicologia maschile. Gli uomini ragionano ed agiscono in maniera differente, a volte totalmente opposta, rispetto alle donne. Se lui ha deciso di lasciarti per un'altra donna, puoi stare sicura che, prima di prendere la decisione, ha ragionato a lungo su quello che stava per fare. È possibile che tu abbia avuto la percezione che lui ha preso questa decisione in maniera improvvisa. Molte donne ci scrivono mail sostenendo che il loro uomo se n'è andato di casa da un momento all'altro, ma la verità è che lui ha soppesato tutte le variabili ed i fattori in campo e preso una decisione in base a cosa gli appariva più conveniente. Gli uomini tendenzialmente sono esseri razionali. Non amano prendere decisioni sulla base delle emozioni e delle sensazioni del momento e preferiscono fingere che vada tutto bene, tenersi tutto dentro, prima di comunicare una decisione a cose fatte. Ora è importante, innanzitutto, che tu capisca e accetti questo fatto e, dopo averlo fatto, che prenda delle contromisure immediate che avranno lo scopo di farti evitare di impazzire e andare fuori di testa. Evitare di distruggere completamente le tue possibilità di riconquistarlo. Evita insulti, minacce e scenate. Uno degli errori è, purtroppo, più comuni che vengono commessi quando si viene lasciate per un'altra donna è quello di iniziare ad insultare lei ed il tuo ex uomo, ad inviare messaggi minacciosi a lui, magari mettendo in mezzo anche i familiari ed i vostri figli, e di fare scenate di gelosia. Il consiglio che sto per offrirti ti potrà sembrare controintuitivo, ma si tratta di una vera e propria bomba che avrà il potere di modificare radicalmente la percezione dei vostri ruoli in questo momento. Adesso, infatti, lui sente di avere un grande potere su di te, nella sua testa la realtà è che lui ha una nuova donna, bellissima e sensuale, che lo adora e la sua vecchia donna che sarebbe pronta a tutto pur di farlo ritornare da lei. Ora preparati a ciò che sto per dirti, tu gli dirai chiaramente che hai compreso e accettato la sua scelta e che non hai intenzione di far niente per riconquistarlo, ma anzi gli auguri tutto il meglio per la sua nuova relazione e per la sua nuova vita. In pratica stai dimostrando a lui grande maturità ed intelligenza e lui non potrà far altro che apprezzare questa tua uscita. Dall'altro lato, però, perderà molte delle certezze che aveva fino a questo momento. Ma solo adesso tu chiederai consigli in merito alla tua storia ad uno dei più grandi maestri esoterici dell'epoca. E sto parlando del maestro Cleo, il santone di Avella.
Aiutato centinaia di persone e chissà che possa aiutare anche a te. Lo trovi sul canale YouTube, basta scrivere il maestro Cleo, oppure trovi il contatto nello scrollo di questo video. Spero di esserti stato di aiuto.